Buongiorno! Buongiorno a tutti, in questa puntata ci troviamo a Uras e stiamo per visitare il nuraghe Sadomu Bezza in compagnia di nostro carissimo amico Renato, appassionato di archeologia nuragica. Ciao a tutti! Con lui avremo la possibilità di notare anche i più piccoli particolari che ai nostri occhi ancora non risaltano, non vengono fuori, e quindi possiamo partire con questa visita, ma subito dopo la sigla! E cosa mi stavi dicendo prima circa l'ossidiana? Sì, quello che abbiamo davanti è il Monte Arci, che è il monte produttore dell'ossidiana. Oh, ok. E da cui poi i popoli che abitavano la Sardegna in quel periodo hanno tratto ricchezza, anche perché poi è stata esportata in maggior parte dell'Europa. Ah, Quindi, ok, quindi producendo praticamente ricchezza a loro stessi e rappresentava il loro oro sostanzialmente. sì, l'oro Ok. nero della Sardegna. Ai tempi era la cosa più importante, perché si utilizzava per svariate. E poi mi citavi anche, diciamo, un certo rapporto fra quantitativo di ossidiana e grandezza del nuraghe. Sì, qui essendo vicini al monte, avevano Esatto. l'ossidiana, questa era come un'officina, una Perfetto. sorta di supermercato dell'ossidiana. Ecco, qui stiamo accedendo al cortile, vediamo qui subito sulla nostra destra una prima nicchia. Dentro al cortile notiamo subito una particolarità, che è la presenza di questo pozzo dal quale veniva attinta acqua, ovviamente. Proseguendo poi sulla nostra sinistra troviamo forse una piccola torre. E a questo punto facciamo ingresso alla torre centrale, e già qui vediamo una cosa molto particolare rispetto a tutti gli altri nuraghe, a quelli che abbiamo visitato finora. L'accesso è sostanzialmente in discesa, per cui c'è una serie di scalini, mi dicevi prima, tipo a pozzo, Sì, tipo il pozzo sacro. tipo come fosse un pozzo sacro, che conduce proprio ad un piano quasi interrato. Ecco, qui sulla destra troviamo un accesso a un qualcosa. Esploriamo direttamente assieme a voi e vediamo un'apertura che conduce ad una sorta di corridoio interno Poi se ci giriamo troviamo una scala che proviamo subito a salire. Una scala abbastanza ripida e che conduce al primo piano. Già possiamo notare da quassù la pianta di questo nuraghe, quindi una camera centrale con
nicchie molto importanti fatte a triangolo sostanzialmente, e tutto un camminamento che si trova appunto nella parte superiore. Come poi vedremo meglio, oltre a questa scala che abbiamo percorso ne esistono anche altre, come si diceva prima Renato, forse ciascuna di queste portava ad un proprio livello, e andiamo a vederle. Ecco, siamo saliti sulla scala centrale, fra virgolette, e siamo discesi da questa, quindi veramente un bel sistema molto ingegnoso di scale, appunto, per poter arrivare ai vari livelli del nuraghe. E a questo punto direi che non ci rimane altro che vedere il nuraghe in un altro modo, cioè dall'alto. E dal cortile di questo maestoso nuraghe vi salutiamo e vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri canali social Facebook, Instagram e YouTube. Ringraziamo veramente ancora tanto Renato. Grazie a voi. E con questa meravigliosa giornata vi diamo appuntamento ai prossimi video. Seguiteci e a presto. Ciao!